Una lite furibonda, urla e minacce, poi sono spuntati bastoni e bottiglie rotte. Dalle parole ai fatti è stato un attimo. Una villa disabitata occupata abusivamente in via dei Mille è diventata teatro di una mega rissa fra cittadini del Marocco. Alcuni residenti allarmati hanno allertato i carabinieri. Tra via dei Mille e l'ex albergo La Meridiana si sono sentite le sirene delle auto delle forze dell'ordine, i lampeggianti hanno illuminato l'area. In forze militari dell'Arma hanno raggiunto la zona, i catenacci sono stati divelti più volte. I contendenti che si erano spostati davanti all'ex albergo sotto l'effetto di alcolici hanno reagito con violenza ed hanno aggredito i carabinieri. Uno è stato colpito alla testa con una bottiglia, un altro ferito. Sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. 2 cittadini nordafricani sono finiti in manette per lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Per loro ci sarà il processo per direttissima. Erano molto agitate, mi hanno detto che hanno usato anche il taser, insomma hanno dovuto calmare gli animi. Operazione eccezionale dei nostri carabinieri, è un'area che conosciamo dove in passato c'erano state già delle occupazioni abusive. Un via vai di persone nella struttura ad ogni ora, ogni giorno. Non è la prima lite, questa ci dicono sconfortati i cittadini. Ieri è stata la rissa, abbiamo visto i carabinieri arrivare, le battuglie, sono arrivate 3-4 battuglie, è cominciata la rissa, sentivamo le voci, le grida. E basta, dopo sono arrivate l'ambulanza e hanno caricato i ragazzi dentro e sono andati via. Non solo, ma oltre alla villa disabitata, gli stranieri hanno anche occupato il giardino dell'ex albergo La Meridiana, porte murate per evitare l'ingresso, ma questo non è bastato. Da mesi, tant'è che insomma l'ordinanza di chiusura di questi immobili, di diciamo sigillatura e chiusura delle entrate, delle porte, delle finestre, insomma l'abbiamo fatta insomma, alcuni mesi fa e i proprietari hanno ottemperato chiudendo la struttura. Se poi questi di nuovo riescono ad entrare, insomma solleciteremo di nuovo le proprietà a sigillare queste proprietà. Tra l'altro hanno anche presentato dei progetti di riqualificazione degli immobili, quindi ecco, presto partiranno anche i cantieri per sistemare questi 2 immobili.